Lo possiamo definire il derby d'Italia della pallavolo femminile. Novara e Conegliano, d'altronde, sono le squadre che si sono spartite tutti i trofei più importanti nelle ultime stagioni, in Italia come anche in Europa. La prima sfida diretta tra le campionesse d'Italia e le campionesse d'Europa della stagione scorsa non delude le attese e regala 2 ore di divertimento ed emozioni, a sprazzi anche di grande pallavolo, con una squadra, l'Imoco, che già corre ma che mostra anche grandi margini di miglioramento, con alcuni automatismi ancora da affinare, ed un'altra, la Igor Gorgonzola, che deve ancora fare i conti con l'emergenza dettata dall'assenza di Jovana Brakocevic e che nella circostanza deve fare anche i conti con l'influenza che ha pesantemente debilitato Elisa Vassilieva, calata nel corso del match quando le energie sono venute meno. Primo set in gran parte marcato Imoco, con la squadra di Santarelli che parte forte subito trascinata dalla grande ex Paola Egonu, che non tradisce emozione alcuna alla prima di fronte al suo ex pubblico, marchiando a fuoco il parziale con 9 punti ed un impressionante 87% in attacco. Conegliano trova il break sul 9-16 e poi controlla fino a chiudere 21-25, con Novara a cui non basta una positiva Vassilieva e l'ottima Kearney. La reazione della Igor è comunque da grande squadra nonostante l'evidente difficoltà nel sopperire all'assenza di una soluzione di palla alta per uscire da determinate situazioni. Hancock ritrova il gioco al centro, ma soprattutto Novara alza il livello del suo muro difesa, mettendo qualche sassolino nell'ingranaggio di Conegliano, che sbaglia quel tanto che basta per consentire alla Igor di strappare e riportare la gara in parità. La sfida si decide nel terzo parziale, con l'Imoco che fa la lepre, con la solita imprendibile Gonu, sostenuta da una brillante Silla, molto efficace anche in ricezione. Novara con grinta però rimane agganciata, ritrovando il suo gioco al centro, con 12 punti della premiata ditta Chirichella Velkovic. Sul 20-24 la Igor sfiora la grande rimonta, ma la palla del possibile pari viene sprecata da Kearney. Avanti 2-1, Conegliano sale di colpi, da subito una gran spallata al 7 e si prende la partita, ancora trascinata da un Egonu stellare, 32 punti alla fine per lei, che regalano a Santarelli una vittoria che sa già di fuga in vetta alla classifica. Ma tra sabato sarà ancora derby d'Italia, con in palio la Supercoppa italiana. A Milano la sfida sarà ancora più aperta.